benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Gela, droga a prezzi bassi e armi facili da procurarsi anche da parte di giovanissimi. Dopo il tentato omicidio dei giorni scorsi cresce l'allarme per la violenza diffusa, che non è più solo mafia, ma inquietante fenomeno sociale. A Valverde sotto shock il sindaco Caggeggi, picchiato da un consigliere comunale d'opposizione. L'aggressore, Salvatore Raciti, si scusa e parla di gesto ingiustificabile ma che non ha nulla a che fare con la politica. Obbligo di fermo nel porto di Trapani per la nave dell'ONG Mediterranea. Il comandante si era rifiutato di sbarcare a Genova i 10 migranti a bordo. Arrivati intanto al porto di Augusta, gli 87 rifugiati salvati dalla Ocean Viking. La nave della ONG era stata crivellata di colpi dalla Guardia Costiera libica. 220 bare insepolte nel cimitero di Villa Abate, vicino a Palermo. Per le carenze igienico-sanitarie, il sindaco ha deciso di chiudere il Camposanto. Il Covid, incubo degli anni scorsi, circola ancora in Italia. Da maggio ad agosto triplicati i contagi. Al TG Sicilia il direttore di malattie infettive del Canizzaro di Catania, Jacobello. Ci sono 2 varianti, ma al momento non c'è nessun allarme. A Catania, dopo il nostro servizio denuncia di ieri, nelle prossime ore bonifica in via Calliope, ridotta a discarica. In mattinata un primo sopralluogo, priorità alla rimozione dell'Eternit con l'amianto e ai pneumatici. Musica indimenticabile concerto ad Agrigento. Umberto Tozzi ha regalato ai fan l'ultima notte rosa della sua carriera. Calcio, il Catania lavora sul mercato per l'attaccante Caturano e il centrocampista Buglio. Intanto D'Ausilio, intervenuto nella trasmissione Corner, è fiducioso sul futuro. Il Siracusa perde ma non demerita a Salerno. Bentrovati. Droga a prezzi bassi, armi facili da procurarsi anche da parte di giovanissimi. A Gela cresce l'allarme per la violenza diffusa che ormai è un inquietante fenomeno sociale. Gerry Italia. Fiumi di cocaina e crack, prezzi concorrenziali e una facilità disarmante nel procurarsi pistole e fucili. A Gela il mercato illegale non si limita più ai clan, si allarga e diventa quotidiano, un mix esplosivo che alimenta un nuovo allarme sociale. Non siamo negli anni 90, non c'è una guerra di mafia, ma le strade gelesi tornano a essere pericolose. Nelle operazioni più recenti gli inquirenti hanno raccontato di armi usate anche per discutibili questioni personali. A volte basta un like di troppo, un commento sui social e la lite diventa subito conflitto a fuoco. Un fenomeno che travolge soprattutto i giovanissimi. I vecchi incendi d'auto, marchio di fabbrica dei contrasti locali, lasciano il posto alle pistole. Oggi si preferisce sparare e non sono solo pregiudicati a imbracciare le armi. La sparatoria del 16 agosto lo dimostra. Un ragazzo incensurato ha esploso colpi contro il padre del suo rivale in amore, dopo aver trovato un revolver in appena 2 ore. Sul fronte parallelo il consumo di cocaina e crack cresce senza distinzione di ceto sociale. Un quadro totale che allarma la procura di Gela. Stiamo parlando di situazioni che sono estremamente pericolose, cioè ragazzini armati che per questioni assolutamente futili sparano per uccidere. Questa non può diventare una città in cui la gente per un parcheggio non rispettato, per una questione tra ragazzi, rischia la vita. E sto parlando non soltanto dei soggetti interessati ma anche dei passanti, perché poi questi fatti, come in passato a Gela, avvengono in luoghi frequentati pubblicamente e in orari in cui la gente c'è, quindi la gente è normale. Ma l'allarme, sottolinea il procuratore, non può restare solo nelle aule di giustizia. Serve un intervento corale che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e associazioni. Questa città non può dimenticare quella che è stata nel passato. Questa è una città che ha avuto 200 morti nel giro di pochissimi anni nella guerra di mafia. Fortunatamente non siamo in quel contesto, per una città che deve riflettere. Una città che intanto oggi si trova davanti a una sfida diversa: fermare una violenza che non nasce dalla mafia ma dal quotidiano.
Spari nella notte anche a Catania. Oltre 20 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Garibaldi, all'angolo con via Transito, contro la saracinesca di un centro estetico. Secondo gli investigatori si tratta di un'intimidazione. E sempre a Catania altri colpi sono stati esplosi contro un'abitazione in via Calabrò, a San Cristoforo. Le indagini puntano a verificare anche se ci sono collegamenti tra i due episodi. Valverde, il sindaco Domenico Caggeggi, picchiato da un consigliere comunale di opposizione, è ancora sotto shock per l'accaduto. L'aggressore, Salvatore Raciti, si scusa, parla di gesto inqualificabile e dice che non ha nulla a che fare con la politica. Luca Ciliberti. Valverde è una comunità scioccata. L'aggressione al sindaco Domenico Caggeggi da parte di un consigliere comunale di opposizione, Salvatore Raciti, avvenuto proprio sotto il comune, è ovviamente l'argomento del giorno in piazza. Il primo cittadino è ancora visibilmente frastornato. Noi che abitiamo in un paese ci conosciamo tutti, avere un pugno in faccia alle 7 di mattina e avere questa situazione da una persona che ho cresciuto è veramente triste. I fatti. Caggeggi ieri alle 7 del mattino incrocia Raciti sotto casa. Percependo la tensione e il nervosismo, il sindaco guida fino a sotto l'ingresso del comune. Sa che la piazza è videosorvegliata. Le telecamere controllate dai vigili urbani infatti hanno ripreso tutto. Il consigliere scende dalla sua auto, raggiunge quella di Caggeggi e gli sferra un pugno in faccia. Il video è adesso al vaglio della magistratura. Noi non ci salutavamo più, ci eravamo bloccati ai cellulari, l'ho bloccato. Io l'ho evitato proprio per questo, sapeva perché era brava persona, però sai quando il cervello è pericoloso. Poi, ultimamente l'ho visto che era veramente... Tra i due i dissapori vanno avanti da più di un anno. Sembrerebbe che l'ostilità abbia travalicato i confini della politica. L'aggressore infatti è convinto che Caggeggi abbia ostacolato la sua attività imprenditoriale, l'unica agenzia di pompe funebri del paese. Dalla esasperazione ho fatto un gesto che purtroppo ho sbagliato e mi assumo le mie responsabilità e voglio chiedere pubblicamente scusa al sindaco. Ma voglio precisare che non è stato nulla di fatto che politico, ma è stato solo questione personale. Il sindaco ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della vicina San Gregorio. Adesso sarà la procura di Catania a fare chiarezza. Obbligata a rimanere ferma nel porto di Trapani la nave della ONG Mediterranea. Sabato scorso aveva disobbedito, per ragioni di sicurezza, ha detto, all'ordine del governo di sbarcare a Genova i 10 migranti partiti dalla Libia e soccorsi in mare. Laura Spanò. Avevano scelto di disobbedire e di virare verso Trapani con il loro carico umano invece che il porto assegnato di Genova. Da lunedì la nave della ONG Mediterranea, con un provvedimento firmato da Polizia, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, è stata fermata a Trapani. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione al decreto Piantedosi. Il codice di condotta prevede che le navi delle ONG si dirigano senza ritardo verso il porto assegnato loro dopo un'operazione di soccorso e se non lo fanno possono subire multe nei casi giudicati più gravi il fermo amministrativo. La nave sabato scorso, dopo aver soccorso 10 persone disattendendo le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, era arrivata infatti a Trapani in serata. Non si conosce ancora la durata esatta del fermo perché questa verrà decisa dal prefetto di Trapani. Per la ONG si tratta di un provvedimento osceno. Il governo blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, dicono dalla ONG. Attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa. Si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certa 10 ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati. Intanto per mercoledì alle 19 è stato indetto un sit-in di movimenti, associazioni e partiti a favore della Mediterranea Saving Humans per chiedere la liberazione e la tutela del diritto fondamentale al soccorso in mare. Intanto ieri sera sono arrivati nel porto di Augusta gli 87 migranti salvati dall'Ocean Viking in 2 diverse operazioni. Quest'altra nave dell'ONG era stata crivellata di colpi dalla Guardia Costiera libica. Francesco Aloi.
hanno dovuto attendere lunedì sera per mettere piede sulla terraferma. Gli 87 migranti, quasi tutti del Sudan, salvati dalla Ocean Viking in acque internazionali, sono arrivati ad Augusta, dopo che il Viminale ha cambiato per 2 volte il porto di sbarco. Durante il viaggio il panico. La nave della ONG SOS Mediterranee è stata bersagliata dalla Guardia Costiera libica. Più di 20 minuti di terrore che non hanno risparmiato nemmeno i 21 minori a bordo. Ma gli spari, per fortuna, non hanno ferito nessuno. Per fortuna nessuno è stato ferito, ma ci sono gravi danni alle strumentazioni sia di soccorso che di navigazione. Chiediamo che tutto questo venga fermato, che ci sia innanzitutto giustizia per il tentato omicidio del nostro personale e delle 87 persone che per fortuna adesso sono tutte sane e salve. L'ONG chiede lo stop ad ogni rapporto tra Europa e Libia. Il mezzo con cui è stato compiuto questo attacco gravissimo è proprio uno di quelli donati dal governo italiano nel 2023. Chiediamo dunque che venga avviata un'indagine immediata, trasparente e indipendente. La macchina investigativa è al lavoro, con i primi rilievi della scientifica già effettuati a bordo della nave. Altre notizie: incidente mortale all'alba sulla provinciale Noto Pachino. A perdere la vita uno straniero a bordo di uno scooter e secondo una prima ricostruzione si è trovato davanti un cane improvvisamente e per evitarlo ha perso il controllo del mezzo. A Palermo un delicato intervento di microchirurgia è stato eseguito dall'equipe di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia Cervello su un paziente che rischiava di perdere un braccio a causa del morso di un cavallo. L'uomo è stato sottoposto a 2 autotrapianti microchirurgici per la ricostruzione dei tessuti lesionati, operazioni appunto che hanno evitato l'amputazione dell'arto. La paziente di 74 anni colpita da infezione del virus West Nile, ricoverata attualmente all'ospedale Papardo a Messina, è ormai considerata fuori pericolo. Attualmente è in fase di recupero. Resterà sotto osservazione per un periodo di riabilitazione. La donna ha spiegato ai medici di vivere in una zona particolarmente infestata da zanzare. Sull'Etna continua l'emissione di lava dalle 3 fratture che si erano aperte nei giorni scorsi. È invece in diminuzione l'attività stromboliana nella zona sommitale del vulcano, dove è in corso, come vedete, una debole emissione di cenere lavica, ma senza la nube vulcanica che era presente ieri sera. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Osservatorio Etneo di Catania hanno abbassato l'avviso per il traffico aereo da rosso ad arancione. L'attuale fase eruttiva non coinvolge comunque la piena operatività dell'aeroporto di Catania, che funziona regolarmente. A Villabate, alle porte di Palermo, il cimitero del paese è chiuso da giorni e ci sono 220 bare insepolte e per carenze igienico-sanitarie il sindaco ha deciso di chiudere il Camposanto. È una vicenda che ci ricorda l'emergenza di qualche tempo fa al cimitero dei Rotoli a Palermo. Marco Gullà. Da alcuni giorni il cimitero di Villabate, centro alle porte di Palermo, è chiuso. Oltre 200 bare aspettano infatti di essere tumulate e stanno creando dei problemi sanitari, anche a causa del forte caldo. Da qui la decisione del sindaco Gaetano dichiara di chiudere al pubblico il Camposanto. Il cimitero di Villabate è chiuso da qualche giorno, come appunto abbiamo visto, disagi soprattutto per i tanti utenti, i tanti cittadini che arrivano qui e ovviamente trovano il cancello chiuso, come questa signora. E ho detto, per favore, gentilmente, se mi potevano fare entrare, tanto non c'è nessuno, ci sono le telecamere, lei non può entrare. Anche tutte persone che hanno l'affetto ai figli, marito, figli, nipote, credo che sia. Non è giusto, non è onesto questo. Se ho pensato prima a fare qua. Alle spalle c'è un problema di mancanza di spazio per le nuove salme. L'amministrazione comunale di Villabate sta facendo comunque il possibile per riaprire il cimitero in tempi brevi. Già c'erano dei miasmi, degli odori nauseabondi che purtroppo
all'interno del cimitero non tutelavano quella che è l'igiene pubblica. Quindi ho emanato subito un'ordinanza di chiusura proprio per recuperare i fondi per poter ricofanare e sanificare alcune bare al cimitero. E pensiamo che in settimane riapriremo nuovamente alla fruizione da parte di parenti e conoscenti del cimitero. Problema di spazi, ma anche il piano triennale delle opere pubbliche comunali non approvato, piano che prevede proprio lavori di ampliamento del cimitero. Ma al di là di tutto questo, a pagarne sono gli utenti, come questa signora, che ogni giorno si recava al Camposanto per salutare il marito. Per la seconda volta in meno di un anno sparisce uno dei defibrillatori collocati a Gela per salvare vite. A Largo San Biagio un uomo l'ha portato via sotto l'occhio delle telecamere, scatenando naturalmente rabbia e preoccupazione. Gerry Italia. Ha aperto il vano che custodiva il defibrillatore, si è guardato attorno e l'ho preso come se fosse un oggetto qualsiasi. Poi con calma l'ho infilato in una busta e si è allontanato a piedi, tutto ripreso dalle videocamere di sorveglianza di Largo San Biagio vicino al cimitero. Un gesto che colpisce e indigna perché quello strumento non è un semplice oggetto, è un presidio salvavita donato assieme ad altri 3 alla città da una società privata di Palermo e messo a disposizione di tutti per le emergenze. E non è nemmeno la prima volta. A settembre del 2024 lo stesso defibrillatore era stato rubato. Pochi mesi dopo, a novembre, era stato però ricollocato grazie alla donazione di un medico in una cerimonia pubblica a cui avevano preso parte anche il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla sanità Filippo Franzone. Oggi la storia si ripete lasciando di nuovo scoperta una delle aree più frequentate della città. Rubare un defibrillatore può essere un problema per chi domani potrebbe avere bisogno di un defibrillatore, perché il defibrillatore è un apparecchio salvavita e noi ne abbiamo necessità e bisogno in questa città e abbiamo necessità che i cittadini siano vigili a controllare le opere e le proprietà del comune. E l'assessore lancia anche un appello al ladro. Si è sempre in tempo a fare una buona azione, lo restituisca anche perché non gli servirà a nulla. Avere un defibrillatore a casa non serve a nulla, serve invece avere un defibrillatore in luogo pubblico perché c'è sempre qualche soccorritore che lo sa utilizzare e quindi si può salvare una vita. Un atto che non è solo vandalismo, ma un gesto che priva la comunità di uno strumento capace di fare la differenza tra la vita e la morte. A Patti, nel Messinese, 2 uomini agli arresti domiciliari e uno con obbligo di dimora. Sono accusati tutti e 3 di truffa ai danni di una banca. Spacciandosi per professionisti incaricati di un prelievo, hanno indotto la filiale sotto tiro a disporre un bonifico urgente di quasi 20.000 euro. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di bloccare quasi tutta la somma. Il Covid, l'incubo degli anni scorsi, circola ancora in Italia. Da maggio ad agosto sono triplicati i contagi. Al TG Sicilia parla il direttore di malattie infettive del Canizzaro di Catania, Jacobello. Dice: sentirete, ci sono 2 varianti, ma al momento non c'è nessun allarme. Servizio di Tonino De Mana. I contagi sono in progressivo aumento, ma nessun allarmismo. Il Covid continua a circolare in Italia, che passa da 200 casi di maggio agli oltre 750 di agosto, con l'occupazione dei posti letto che si aggira intorno all'1%. I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità certificano quindi la presenza del coronavirus, che al momento si presenta in 2 varianti. Che sono Stratus e Limbus, che sono sotto l'osservazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che tipo di varianti sono e che pericolosità hanno per l'uomo? Sono varianti che certamente nascono dalla combinazione di 2 lignaggi dei virus già presenti, quindi insomma il virus continua ad avere una capacità di trasformazione della proteina S sicuramente molto efficace. Questa capacità però non si abbina a un incremento di sintomi gravi, però certamente potrebbe avere, ma questo lo osserveremo casomai nei prossimi mesi, potrebbe avere una capacità di eludere il sistema immunitario. Ancora una volta nel periodo estivo si registra un incremento di contagi, perché presto detto. Che in qualche modo è anche favorito dal periodo estivo per certi versi, in quanto
i rapporti di vicinanza delle persone sono sicuramente migliorati ma aumentati, e questo ovviamente comporta un incremento della diffusione del virus. Particolare attenzione, come sempre, va riservata ad anziani e fragili. Gli esperti invitano alla prudenza e all'opportunità di effettuare, magari in autunno, un richiamo vaccinale anche per l'influenza. Restiamo a Catania. Dopo il nostro servizio denuncia di ieri, nelle prossime ore bonifica in via Calliope, ridotta a discarica di spazzatura. In mattinata c'è stato un primo sopralluogo, ci sarà la priorità alla rimozione dell'Eternit e poi dei pneumatici. Tonino Memana. Scatterà nelle prossime ore la bonifica di via Calliope, sepolta da tonnellate di spazzatura che gli indomiti incivili scaricano senza sosta e senza ritegno, vanificando ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Dopo il nostro servizio denuncia non si è fatta attendere la risposta dell'assessorato all'ecologia e di Gema, che di buon mattino hanno effettuato un primo sopralluogo per organizzare le modalità di intervento, tenendo presente che tra le montagne di spazzatura ci sono anche grossi quantitativi di Eternit. Di sicuro in via Calliope bisognerà cambiare passo. Il sindaco è in prima linea per risolvere questo problema dei rifiuti. Abbiamo fatto tanto grazie anche alle vostre segnalazioni, quelle dei cittadini e i servizi giornalistici puntuali. Dovremmo certamente assumere delle iniziative, capire cosa fare in questa zona. Nelle prossime ore ci saranno degli interventi, però vediamo tanti mobili, tanti copertoni. Perché non utilizzare le isole ecologiche? Invitiamo tutti i cittadini a conferire gli ingombranti, gli altri rifiuti, escluso appunto l'organico, nelle isole ecologiche fisse. Oggi ne abbiamo presenti 5 in città, e in quelle itineranti che partiranno i primi giorni di settembre nelle varie piazze della città. Una volta completata la bonifica, l'ultima risale all'ottobre 2024, sarà necessario studiare soluzioni e prendere in considerazione anche l'ipotesi della chiusura della strada, che però, a differenza di via Ungaretti, dovrà essere valutata da più enti. Scuola, caldo nelle aule, ansia per migliaia di studenti alle prese con gli esami di riparazione. Le aule roventi a fine e inizio anno scolastico sono oggetto di discussione. Veronica Barbarino. Mentre l'estate in Sicilia continua a infuocare l'isola, si avvicina il ritorno tra i banchi di scuola. L'avvio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, ma la campanella di inizio ha suonato già per tutti quegli studenti alle prese con gli esami di riparazione. Oltre l'ansia per la temuta verifica, anche il caldo li ha messi alla prova. Ho recuperato inglese, si è sentito il caldo, però la concentrazione c'era lo stesso. Siamo riusciti a superarla. Ho sentito un po' di caldo all'inizio, ma era solamente l'ansia, nulla è paragonabile come quello di giugno. Ho recuperato inglese, è andata piuttosto bene, il caldo era sopportabile, peggio quello di giugno. Le aule roventi a fine e inizio anno scolastico sono oggetto di discussione tra gli attori della scuola. Noi per esempio non abbiamo tutte le aule condizionate, abbiamo climatizzato 6 aule, nelle quali si tengono poi gli esami di Stato, perché veramente fare esami col caldo di giugno è davvero difficile. Non è fattibile modificare il calendario scolastico, concentrerebbe in maniera eccessiva una mole di attività che già adesso gravano in quelli che sono più o meno 200 o poco più giorni di scuola. Le alte temperature delle ultime estati mettono quindi a nudo le criticità del sistema scolastico, evidenziando la necessità di interventi mirati soprattutto al sud. Musica adesso, un concerto indimenticabile ad Agrigento. Umberto Tozzi ha regalato l'ultima notte rosa della sua carriera. Davide Sardo. Un'ovazione travolgente ha accolto Umberto Tozzi alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento. L'ultima notte rosa, The Final Tour, così si chiama la straordinaria tournée mondiale con cui l'artista saluta il pubblico e dice addio ai palcoscenici. 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti, numeri che parlano da soli.
Tozzi, icona della musica italiana, ha incantato generazioni intere portando i suoi successi nei templi della musica mondiale. Il cantautore torinese, creativo e carismatico, resterà nella storia per brani immortali come Ti amo, capace di restare in vetta alle classifiche per 7 mesi e vincere il Festival Bar del 1977. Un concerto indimenticabile. Agrigento ha salutato con emozione l'ultima notte rosa di Umberto Tozzi. Pausa, tra poco il calcio con il mercato del Catania e la sconfitta del Siracusa. Vi aspetto. Calcio, il Catania lavora per Caturano e Buglio sul mercato. La squadra prepara il match di Cava, dove D'Ausilio vuole essere ancora protagonista. Il trequartista, nel corso della trasmissione Corner, dice: tutti insieme possiamo vincere. Marco Carli. Fra una settimana, per la gioia degli allenatori, il mercato avrà già chiuso i battenti, ma adesso, per fare felice Toscano, Pastore lavora per portare 2 colpi. I ruoli li sappiamo e tutto sommato anche i nomi. In attacco, Caturano, una garanzia per la Serie C che vuole Catania, e il club punta a portare il rossazzurro prima del match con la Cavese. È pronto, anche segnato nell'ultimo turno, facendo vincere il Potenza. Gori resta di sfondo come alternativa, mentre Leonardi viene visto come l'investimento per il futuro. Lui, catanese, con la motivazione di fare bene. A centrocampo, l'uomo su cui si punta è Buglio, con Quaini che potrebbe andare alla Juve Stabia. Servono poi le cessioni. Dopo Marsura c'è D'Andrea e forse qualche altro non considerato centrale nel progetto. Un reparto più che completo è quello dei giocatori che agiscono dietro la punta, come D'Ausilio. Si è presentato con un gran gol alla prima di campionato, è stato nostro ospite a Corner. Insieme si esce, anche con la piazza, se stiamo insieme possiamo fare grandi cose. Noi dobbiamo pensare solo a mettere del nostro in campo e correre verso il nostro obiettivo. Toscano guarda al mercato, ma soprattutto a preparare la sua squadra per la Cavese. Noi dobbiamo pensare partita per partita, ora c'è la Cavese e il mister prepara al meglio la partita, quindi bisogna stare attenti perché giochiamo in casa loro. Siracusa è impreciso, la Salernitana passa con il minimo sforzo grazie a un rigore. Marco Petrolito. Esordio amaro per il Siracusa, che esce a testa alta e con un certo rammarico dalla Rechi di Salerno dopo aver disputato una gara molto attenta e creato diverse occasioni da gol. L'1-0 finale per i campani porta la firma di Knezovic, che al 34esimo su rigore decide una partita che gli Aretusei avrebbero meritato di pareggiare. Le occasioni migliori per la squadra di Turati sono di Puzzone, che al 13esimo calcia al lato della porta difesa da Antonio Donnarumma, e dopo il gol della Salernitana quella di Limonelli, che prova per 2 volte a trovare la via della rete al 39esimo e al 44esimo senza riuscire ad essere preciso. Salernitana che, grazie agli innesti di mister Raffaele, torna a rendersi pericoloso a metà ripresa, sfiorando il raddoppio al 68esimo con Capomaggio, ma che nel finale, tra il 75esimo ed il 76esimo, rischia grosso per altre 2 volte e si salva grazie all'imprecisione di Di Paolo e di Job, che mandano al lato da ottima posizione. Da segnalare infine l'espulsione di Limonelli, con i campani che nel lungo recupero concesso dal direttore Rigara riescono a gestire e a conquistare i 3 punti, nonostante una prova non del tutto convincente. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.